Comunque di papà posso dire ben poco perché è molto giovane, vi ero molto giovane, ma quello che ricordo molto di mio padre è che tutti i momenti della vita familiare erano per lui uno spunto per comporre poesie e canzoni. Infatti sono famose le sue canzoni dedicate ai figli, specialmente Paziano Paziano, che dopo tanti anni si trovavano 10 figli, e i camorristi chiamano, ma dice che questi camorristi sono piezze e coro, perché per lui la famiglia era tutto. Purtroppo poi per una malattia è stato lontano parecchio tempo, ma quando è tornato ho di lui un ricordo molto bello, di un uomo brioso, pieno di vita, che voleva recuperare il tempo perduto. Fece delle liriche meravigliose, una dedicata alla guerra dove malediceva la guerra, perché poi il suo ritorno è in concomitanza con la fine della guerra, ma la più bella è quella è Casa mia, dove lui era tutto un inno alla famiglia, alla casa, agli affetti che aveva tenuto perduto per tanti tempi, ma che ritrovava e quindi ritrovava lui stesso, se stesso. Questo era mio padre. Renato era una figura più vicina a me, un uomo che come fratello io ho amato moltissimo. Riusciva insieme in una sola cosa, era l'uomo e l'artista, perché ho sempre pensato che lui nell'arte metteva i sentimenti dell'uomo e come uomo metteva la sensibilità dell'artista. Infatti Renata ha composto per insieme canzoni che sono bellissime, tu lo puoi sapere perché sono tutte con tuo padre. L'unica cosa è che era un modesto e forse questa modestia è stata la sua grandezza. Però è stata anche la sua bellezza. Io spero che la famiglia Fiore continui, perché abbiamo avuto l'esempio di Angelo, è un po' ritrosa tutto questo, ma spero che questo bouquet si possa allargare. E io te lo auguro di vivo cuore, grazie.